vinto grazie alla propria tattica, alla propria difesa. Noi invece ormai siamo forse i primi che vogliono per forza ostentare il bel gioco e vogliono per forza fare questo bel gioco. Secondo me Spalletti se ne deve andare e si deve prendere un allenatore che è un gestore, diciamo, di un gruppo che si vede una volta ogni tanto, che mette i giocatori in mezzo al campo e si spera facciano qualcosa. Ma Ma infatti Ranieri. non lo so, però infatti diciamo che io sono d'accordo sulla questione più che altro del fatto di dire serve un gestore, perché la nazionale in realtà è quello, il motivo per cui per esempio secondo me Ancelotti potrebbe essere perfetto sulla guida della panchina del Brasile, il tempo che prende le misure. Perché è un gestore? Perché è un gestore di giocatori che, come ha detto Fernando, ogni tanto si verano, come quando ogni tanto uno se ne esce a bar con i compagni, si vedono e serve la persona che riesce a coordinare tutto bene, a mettere le persone a proprio agio. Il concetto è quello. Il problema è che nell'Italia sono penso ormai quasi 15 anni a questa parte in cui questa cosa quasi non accade, se non con l'Europeo vinto di Mancini, che però è stato a quanto pare, capito, una meteora, perché poi subito dopo l'Europeo Mancini comunque ha fatto i disastri. Poi io mi ricordo le dichiarazioni all'inizio che fece Spalletti quando iniziò ad allenare l'Italia,